È da olivi come questo che si ottiene l'olio extravergine di oliva veneto DOP. Ci troviamo a Grezzana, siamo nella Valpantena e qui è in piena attività la raccolta di questo prodotto. E allora adesso ascoltiamo dalle parole di Daniele Salvagno dei Frantoi Il Re d'Oro il percorso che l'oliva fa dalla pianta fino all'imbottigliamento finale. Benvenuti tra noi, siamo principalmente qua a Grezzana, veramente nel cuore dell'olio veneto Valpolicella DOP. Come avete visto stiamo raccogliendo le olive dalle nostre colline e c'è una peculiarità importante perché queste colline ridenti su Verona hanno un sapore tutto loro. Perché innanzitutto sono piante secolari importantissime che si sono adattate a un clima molto rigido, perché teniamo presente che il Veneto è l'ultima parte più a nord d'Italia dove viene prodotto questo elisir di lunga vita, e poi le radici si affondano nel terreno per assorbire i sali minerali, le sostanze nutritive che danno a quest'olio una fragranza, un profumo che non ha eguali, anzi è invidiato in tutto il mondo. Non a caso la denominazione d'origine protetta è stata proprio concentrata lungo 3 arenali di produzione, che è il Veneto Valpolicella, in queste 7 vallate dove si producono i grandi vini Amarone, per poi andare a Colli Eugani e Berici, quindi la zona di Abano, Montegrotto eccetera, per poi finire con la zona del Grappa, quindi Marostica, Vicenza, per poi continuare con la zona di Castelfranco Veneto e insomma la zona alta di Treviso. La qualità si fa con la tradizione, una tradizione contadina di grandissimo spessore nel quale l'oliva non si pesta, l'oliva non si calpesta, l'oliva va raccolta direttamente dalla pianta e portata in giornata al frantoio. Questo è uno dei processi importantissimi che ha creato l'evoluzione del grande olio, perché è fondamentale per preservare i profumi, gli aromi, è importantissimo staccare l'oliva dalla pianta nel momento in cui c'è il giusto grado di maturazione, non troppo verde, non troppo nera. Ecco, se noi aspettiamo che casca per terra, l'oliva è come una mela, si guasta e non dà un buon frutto. Ecco, bisogna proprio raccoglierla dalla pianta e portarla direttamente al frantoio. Poi al frantoio ci pensiamo noi che l'arte olearia è importante e quindi in Re d'Oro c'è una mentalità molto attenta nel preservare quello che è la precedenza degli agricoltori. Sono più di 1000 che conferiscono all'interno dei nostri frantoi Re d'Oro e andiamo a cogliere ogni essenza di ogni varietà, il frutto della monocultivar, piuttosto noi in quest'area qua facciamo Grignano e Favarolo in purezza, sono le 2 varietà autoctone di questo territorio ma che esprimono veramente dei grandi profumi. C'è una cultura molto importante anche sul rispetto naturale dell'olivo stesso. Noi abbiamo visto che l'olivo non necessita di grandi trattamenti perché un po' di verderame, un po' di zolfo e qualche trattamento per quanto riguarda la mosca, ma abbiamo visto che c'è un antagonista naturale, quindi si riesce anche a lanciare dei piccoli parassiti per andare a contrastare biologicamente anche la tignola piuttosto che la mosca. Quindi ecco, c'è un rispetto direi quasi spasmodico di quello che è la naturalezza dell'olio. E poi una delle cose importantissime è il rispetto che si ha di queste colline, perché preservare il luogo, cercare di contenere il bosco e tenere bene pulito le colline è anche una piacevolezza nel passeggiare anche la domenica su queste bellissime colline.
L'ho sempre fatto e mi fa piacere continuare a farlo, anche se oggi sono in giacca e cravatta, ma è importantissimo farlo perché è un lavoro molto duro e molto attento, ma che direi che è una scuola di vita, perché si capisce che per far venire fuori 1 litro di olio ci vogliono 10-15 kg di olive e non è così banale andare a raccogliere 15 kg di olive e vedere una goccia d'olio che esce. Ecco, quindi c'è tutto un lavoro dietro, una fatica, un sacrificio, e qua ne va veramente il merito a tutti i nostri agricoltori, a tutti i nostri ragazzi che lavorano anche per la nostra azienda, perché veramente hanno un'attenzione minuziosa al prodotto sano e fresco. Una volta raccolta il prodotto va messo in questi bins, sono delle casse verdi nelle quali l'oliva deve rimanere soffice con la propria foglia e poi deve essere portata immediatamente al frantoio, che adesso andremo a vedere, dove iniziano i processi di lavorazione. Processi importantissimi perché noi utilizziamo l'acqua corrente per pulire l'oliva, andiamo a defogliarla, togliamo il picciolo, pronte per essere molite, in modo che ci sia l'integralità dei profumi e degli aromi che adesso andremo a vedere in frantoio Redaro. La fase finale dell'imbottigliamento è fondamentale per preservare i profumi e gli aromi che abbiamo creato nella fase di molitura e quindi bisogna preservare questi profumi in una bottiglia scura, al buio, al fresco, naturalmente vetro scuro o latta, e sono fondamentali per preservare anche dai raggi UV. E poi teniamo presente che imbottigliamo tutto sotto azoto, pertanto nel momento in cui noi apriamo il tappo sentiamo il profumo come appena imbottigliato dalla vasca. Questo perché lavoriamo all'ordine. Il cliente manda l'ordine e noi confezioniamo il prodotto direttamente per lui. E poi tenete presente che anche nella bottiglia, quella satinata, protegge comunque il prodotto all'interno. Questo sarebbe l'olio grezzo, questo è il filtrato, e quindi direi che è fondamentale preservare quelle che sono le caratteristiche del prodotto stesso. Innanzitutto l'etichetta prediligere l'olio 100% italiano, il prodotto a denominazione d'origine, protetto DOP, piuttosto che biologico, ecco, e poi stare sempre attenti a un prezzo giusto e adeguato. Tenete presente che un quintale di oliva non può costare meno di 50-60 euro al quintale e rende il 10%, quindi l'olio non può costare meno di 7-8 euro confezionato.